continua ad essere una realtà spesso sommersa anche sul nostro territorio. La violenza fisico-psicologica sulle donne rappresenta una nuova forma di discriminazione di genere che richiede una costante e appropriata attenzione, e per ascoltare ed aiutare le donne e non solo, vittime di qualsiasi forma di abuso, da anni opera sul nostro territorio il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto. Questa richiesta di aiuto, che può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi maniera, ripeto, tramite telefono, anche venendo presso il nostro centro, è soltanto un modo per dare un aiuto a tutte le donne che oggi che festeggiano, ma che dall'indomani potranno sempre usufruire dei vantaggi di una donna e di altre donne che sono al loro servizio. La giornata di oggi, tradizionalmente dedicata alla donna, è in qualche modo legata alla data del 25 novembre. Due giornate importanti, sottolinea il presidente del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, accomunate da un percorso condiviso su temi rilevanti come la violenza ed in particolare la violenza sulle donne. Sì, hanno entrambe come protagoniste appunto le donne. 8 marzo giornata internazionale della donna, 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e appunto il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto ha il suo obiettivo quello di valorizzare la figura di questa donna, una donna di oggi emancipata, che molto spesso i giornali ci portano come una donna libera e sicura di sé, ma molto spesso anche una donna imprigionata dietro le mura domestiche. Ecco quindi la valenza di un centro antiviolenza proprio ad Agrigento, proprio per dare voce alle donne che nel silenzio delle loro case subiscono molto spesso grandi violenze, maltrattamenti di tipo anche psicologico. La donna, emblema di bellezza, eleganza e delicatezza, musa ispiratrice di artisti sin dai tempi dei tempi, bene del contendere, motivo scatenante di conflitti bellici, l'essere umano che genera la vita viene oggi celebrato. La giornata internazionale della donna, comunemente conosciuta come festa della donna, è il momento dell'anno scelto per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, come anche le discriminazioni e le violenze di cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Il senso si è rafforzato sempre di più anche a causa degli orrendi eccidi che si sono verificati con costante e preoccupante ampliamento del fenomeno nel tempo. In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale delle donne, è stata pubblicata l'8ª indagine sul femminicidio in Italia, condotta da un gruppo di volontari e mediante l'esame della stampa nazionale e locale. La media annuale per i 9 anni in cui sono state condotte le indagini segna 116 casi per anno. Anche ad Agrigento il monitoraggio del femminicidio è attuato con numerose associazioni antiviolenza come Telefono Aiuto, che da anni combatte strenuamente contro gli abusi fisici e psichici inflitti alle donne. Pensando al femminicidio circoscrivendo nel contesto agrigentino, impossibile non fare riferimento ad Antonella Alfano, la giovane mamma di 34 anni uccisa dal compagno condannato in primo e secondo grado. Oggi la donna deve essere rispettata e valorizzata non soltanto con la mimosa, ma nella quotidianità, nei piccoli gesti verso quest'essere che, come canta Franco Battiato, è speciale e di cui bisogna prendersi amorevolmente cura. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.